135.000 € da gennaio ad aprile 2022, 4 mesi, a fronte di una spesa complessiva per la corrente elettrica per tutto il 2021 di 151.000 €. Non ha avuto scelte il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, che, toccate con mano le bollette, ha deciso di spegnere l'illuminazione pubblica dalla mezzanotte alle 5 del mattino. È stata una scelta sicuramente molto difficile, anche perché non ci aspettavamo un rincaro così importante, già dai primi mesi dell'anno. Avevamo già messo a bilancio un 20% in più rispetto a quanto speso negli anni scorsi, ma, non è stato sufficiente. L'alternativa era una sola, ha spiegato Morena Martini: mettere le mani nelle tasche dei cittadini, a loro volta alle prese con il caro energia, aumentando le tasse. Per spiegare, l'aumento di un punto di addizionale IRPEF, ha scritto il sindaco sui social, vale per Rossano Veneto circa 100.000 €. La scelta dello spegnimento dei lampioni è stata assolutamente ponderata, difficile, ma, siamo convinti sia una scelta giusta da fare. Tutti abbiamo famiglia, tutti stiamo pagando le bollette, tutti vediamo che cosa arriva, quindi penso che le persone, abbiano l'intelligenza di capire che lo si fa proprio nell'ottica del buon padre di famiglia.